cominciamo a parlare di sicurezza con due ospiti. Da una parte uno che in strada c'è stato per diversi anni, ora è in ufficio e segue soprattutto le tematiche sindacali, Raffaele Padrone, vice segretario della FSP Polizia, l'altro invece è un onorevole del Partito Democratico, Giorgio Zanin. Io parlerei e partirei subito da Raffaele Padrone. Allora, Conte che... per dire il vero, quasi tutti all'inizio dicono «Oh, è l'ex allenatore della Juve», no? Una bufala allucinante, mentre è un giurista, ovviamente mi perdoni la battuta, il probabile appunto nuovo capo del governo. 53 pagine di risultati, di consultazioni, quindi di pillole che speriamo andranno appunto a fare 5 Stelle e Lega in questo prossimo governo. Per quanto riguarda la sicurezza, secondo lei ci sono le risorse giuste? È stato già messo nero su bianco quello che potrebbe essere fatto? Ben ritrovati, lei giustamente ha parlato di 53 pagine, tra queste io sono andato chiaramente a guardarmi meno la parte politica ma più la parte riguardante proprio il sistema sicurezza. Io mi auguro e auspico che almeno il 10% di quello che viene detto, che è stato scritto in queste pagine, sia poi tema di verità, perché conosciamo che ogni volta, io l'ho sempre detto, qua c'è poi qualcuno che ci parlerà del governo passato, e ho sempre avuto problemi nel senso di portare al tavolo poi delle trattative le grosse problematiche degli operatori della Polizia di Stato, ma delle forze dell'ordine, tagli su tagli su tagli. Io ho visto il passaggio che lei ha fatto prima, e proprio per gli immigranti ci sono delle novità, sono state scritte delle novità, ovvero cose che venivano dette in campagna elettorale sono state riportate. Questo chiaramente è un sunto praticamente di quello che diceva Salvini. Alcuni articoli li ricordiamo perché sono parecchi, ma le cose che ci interessano di più sono proprio queste, cioè chi viene in Italia avrà a disposizione prima un primo controllo. Una volta che questo emigrato sarà identificato, praticamente, se non ha i requisiti, deve essere riportato al paese di origine. Uno. Poi hanno parlato... Sì, mi chiedo anche come faremo anche, Padrone, cioè si ricorda che la scorsa settimana ho parlato di biglietti e di spese. Certo. Per portare una persona abbiamo speso, perché se poi lo porti in Africa spendi 8-9 mila euro a testa, quindi per lui e per i due colleghi che lo devono accompagnare sono soldini, perché se facciamo 8 per 3 vedete quanto viene, e ogni volta se portiamo una persona. Ma questo è un problema che guarderà la politica, se troverà i soldi per fare queste operazioni. Io invece sto dicendo quello che hanno scritto. Quindi i CIE, ad esempio, non devono essere più di opera di un privato, ma deve essere garantito il mantenimento dallo Stato. Così l'accompagnamento deve essere garantito dallo Stato, e quindi non imporranno più il famoso vattene via, ma deve essere preso dallo Stato e riaccompagnato. Altri punti per quanto riguarda lo straniero: deve scontare la pena nel proprio paese d'origine. Insomma, sono tutte cose che sono state scritte oggi, che prima erano solamente dichiarate in campagna elettorale. Ripeto, se trovano i soldi per fare queste operazioni, ben venga, cioè a me interessa poco la politica, se l'ha pensata Di Maio in questo momento o Salvini, non mi interessa. Casaleggio Associati. Io so solo che in tanti anni abbiamo lottato per avere il minimo, quindi il potenziamento degli uomini, che ci è stato non decurtato, chiuso, e c'è stata una promessa di un turnover 50-50 che non è ancora mai andato a regime. Ci sono stati detti che c'erano soldi per nuovi equipaggiamenti, e vediamo che ancora stiamo lottando per avere le divise. Adesso c'è un'infornata di persone nuove che ancora stanno attendendo le divise. Le posso garantire che il questore di Pordenone, che è una persona attivissima, l'avete visto in questi pochi giorni, è riuscito a farci arrivare anche le divise per quelle 10 persone che ancora attendono questo. Arriveranno mezzi nuovi, però voglio dire, tutte queste cose sono state scritte in ordini di governo.
auspico che il 10% e l'inasprimento delle pene, il furto, praticamente hanno rimesso la gravità del furto e quindi la condanna e quindi la pena, quindi la certezza della pena, cioè tutte belle cose. Io mi auguro anche, qua abbiamo il politico che potrà chiaramente dirci la differenza di quello. Allora mi chiedo, la differenza è tra questa volta che è stato scritto prima, forse è il pourparlers, o è stato scritto anche quella volta e non siete riusciti in Camera Caritatis a tirare fuori i soldi per la sicurezza? Ecco, Padrone fa anche il giornalista, giustamente. Ecco, sono scritto a loro. Non serve che faccia io il ricamo, prego. No, va benissimo, ma con Padrone siamo sempre d'accordo su un punto innanzitutto, cioè che l'aumento della qualità della sicurezza percepita è un obiettivo strategico nel nostro Paese, perché ovviamente la qualità della sicurezza reale è già aumentata in maniera veramente molto importante. Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto sempre una diminuzione dei furti, dei reati principali, e ovviamente il problema principale sarà per noi tutti nella nostra società condividere e collaborare dentro questo progetto, che è quello di una società più sicura. È chiaro che queste sono battaglie che poi a livello elettorale hanno avuto anche delle compagini con bandiere più alte delle altre, più innalzate e più sventolate di altri, ma con tutta evidenza sono obiettivi che riguardano il benessere di tutti e devono essere portate evidentemente da tutti. Con le forze sindacali io sottolineo per esempio il risultato che nel nostro territorio, direttore, abbiamo sempre perseguito insieme con le forze sindacali. Per esempio il tema dei vigili del fuoco è un tema di sicurezza, il fatto che si vada verso la realizzazione della nuova sede e della nuova caserma per il comando dei vigili del fuoco in Comina è un tema di sicurezza che è stato portato. È evidente che questo tema sta nell'agenda politica di tutte le forze politiche con accenti diversi. Per esempio questo accento che si è fatto sul tema dei migranti è vissuto in maniera diversa dalle forze politiche, perché io ritengo che il problema non sia tanto da portare in campo sul tema della sicurezza, quanto invece sull'efficacia e sull'efficienza dei sistemi che organizzano complessivamente, no? Certo, sia gli accordi internazionali che anche la messa in atto di strategie che permettono a queste persone, che nel momento in cui sono accolte, di essere oggettivamente integrate rapidamente, come la nostra società ha bisogno, diciamo, sia di forza lavoro sia di figure che rispettano dunque le regole da un punto di vista anche per esempio della qualità, della capacità di sapersi integrare, dunque i tempi e le attività di formazione oltre che quelli della sicurezza. Credo che su questi due temi c'è un campo di lavoro comune che vada condiviso da tutti gli italiani senza divisioni, perché veramente dividersi su queste che sono cose elementari che vanno nell'interesse collettivo siamo veramente poco attenti all'interesse comune. Piuttosto invece il tema che sottolinea Padrone, che è più politico, e su questo forse vale la pena di dire qualche cosa, lui mette il dito sulla piaga, cioè sarà vero quello che viene detto e quello che viene anticipato. Già, perché il tema della veridicità ricorda tu, politica, per favore, i tagli che avete fatto al comparto sicurezza. Hai parlato dei pompieri, tu sai benissimo che i pompieri escono con un camion aspettando che si rompa l'altro per farne di due ne fanno uno. Sì, noi siamo stati anni senza la benzina, certo. Siamo stati anni che hanno dovuto fare i territori, cioè la provincia di Pordenone, siccome è così grande, dividerla tra carabinieri e polizia. Siamo così grandi, bravi, che abbiamo questo 112, questo numero NUE, che non è il 112 dei carabinieri, ma è questo numero unitario che ha voluto qualcuno in Europa, ma che guarda caso è stato provato solamente a Roma e nel Lazio e a Pordenone e nel Friuli Venezia Giulia. Cioè pensa che grossa esperienza abbiamo fatto con tutte le problematiche che ci sono con questo sistema, che anche lì deve essere migliorato. Io per esempio, direttore, faccio un riferimento. Per esempio, quando mi sono battuto al Ministero degli Interni per la cosiddetta perequazione, diciamo, dopo aver fatto, ovviamente non era questo questore, era quello precedente, per dire va bene, mettiamo un punto di equilibrio, perché Pordenone deve avere meno rispetto ad altri. Peraltro questo tema di Pordenone che ha meno, questa settimana politicamente parlando si è aperta l'insegna di questo, tanto per cambiare, no? Con la giunta regionale siamo in quella situazione, no? Dove anche i nuovi
non cambiano questo punto fondamentale, cioè Pordenone è sempre fanalino di Però coda. Riccardi ha detto garantisco io. Vabbè, ma ognuno garantisce come sa e come potrà, vedremo come saranno le cose. Io quello che dico è stiamo molto attenti, perché la gerarchia di ciò che si deve in qualche misura realizzare è un tema tutt'altro che secondario. Io per esempio non vi nascondo che mi sono fortemente battuto per le stesse questioni che ha sollevato Padrone e per esempio per una coerente riduzione di spesa, per esempio nell'acquisto degli strumenti per fare la guerra. Dunque dare più risorse a chi salvaguarda l'attività di sicurezza come le forze dell'ordine e meno risorse per costruire strumenti di morte come sono certi aerei in un contesto dove peraltro la guerra ormai è diversa, non ha più bisogno di quegli strumenti, una guerra asimmetrica con il terrorismo dove il tema degli investimenti per la cyber security è decisamente più rilevante che quella rispetto agli F-35, no? Per capirsi, o rispetto alle bombe termonucleari che sono contrarie al buon senso. Ecco, io allora direi andiamo in questa direzione, però torno sul punto perché altrimenti Padrone mette la carne al fuoco e dopo non mi lascia girarla, si brucia se non mi lasci bruciare, se non mi lasci girare. Il tema vero è la veridicità. Allora andiamo a guardare in falsariga o in carta velina quello che sta succedendo. Primo, c'è una forza politica che ha detto che mai avrebbe fatto alleanza e la sta facendo. C'era due forze politiche che dicevano mai più tecnici e tracchete, al primo accordo tracchete, siamo già a un governo presieduto da un tecnico. Io penso che se il buongiorno si vede al mattino, siamo qui in una situazione un po', tutti stiamo alla finestra a vedere, io francamente... Quindi lei avrebbe preferito tornare al voto? Ma no, io non sa, lei sa che questo teorema, io gliel'ho detto dalla prima settimana dopo il voto, l'ho detto guardi che la morale della favola è che Lega e 5 Stelle si mettono d'accordo e siccome sono due galli in un pollaio, lo ripeto, i telespettatori che mi seguono il lunedì qui a fianco del direttore sanno che io l'ho già detto dal 5 di marzo quasi, per cui non ho niente da dire. E devono mettersi d'accordo, il fatto che si mettano d'accordo non su una figura di profilo politico ma di tecnico va in contraddizione con quello che loro stessi dicevano e se l'accordo e il programma deve tenere, sa qual è, direttore, il vero teorema? È che questi signori capi politici hanno scelto un terzo non politico per una sola ragione, perché stante la veridicità dell'accordo che loro hanno fatto potevano fidarsi, facesse il premier Luigi Di Maio o Matteo Salvini, non faceva la differenza, no? Io credo, dal punto di vista politico, cosa che peraltro il presidente Mattarella penso abbia voluto e abbia cercato e chi lo sa, però vedremo non cosa crede succederà. che saranno loro comunque a gestire il tutto in regia, mandando avanti comunque una sorta di, scusatemi il termine, di burattino. Direttore, questo va contro gli interessi della nostra Costituzione e della nostra Repubblica, ma quello che voglio dire è che è chiarissimamente una mossa di tipo politico, perché il giorno in cui le cose non dovessero andare bene si laveranno le mani e il cerino in mano ce l'avrà il signor Conte, il professor Conte, e io credo che questo sia una mossa politicamente di cui gli italiani dovrebbero subito guardarsi. Qui si prova a fare qualche cosa, ma anche si è pronti a fare il passo indietro, altrimenti si sarebbero implicati direttamente. Questa è la mia percezione. Padrone, poi chiudiamo anche il per giro. Per chiudere dico questo, no? Come in politica andrà a finire, magari così guardando che comanderanno ancora le banche tedesche, lasciamo questo alla speranza, no? Comanderanno ancora queste persone, visto chi e come vogliono proporre questa cosa e come ci hanno proposto questa cosa, allora io dico, e torno poliziotto, e torno tutore dei diritti dei poliziotti e dei colleghi, ma allora perché non, visto che imitiamo tutto e abbiamo ancora i problemi a imitare una giurisprudenza tedesca dove il poliziotto tedesco è tutelato, dove il poliziotto americano è tutelato, dove il poliziotto ungherese è tutelato, solo in Italia il poliziotto non è tutelato dallo Stato, questo è il problema, è allo sbando, è allo sbando. Europa, insomma. Sì. Ma io voglio se voi politici imitate le banche tedesche, le banche inglesi, svizzere, quello che volete imitare, allora io dico, portiamo anche i diritti dei poliziotti tedeschi
e dei poliziotti inglesi, dei poliziotti americani, dove gli è concesso... Forse un po' in eccesso. Guardi, abbiamo voluto imitare il processo all'americana, che in Italia non funziona e non ha funzionato, ma almeno quello che è la giustizia e la tutela del poliziotto, in questo caso americano, ma ripeto, ma basta andare in Germania, certo, basta andare alla vicina Croazia. Sì, quando voi vedete un concerto in Croazia ci sono 2 poliziotti. In Italia, per organizzare un concerto, dobbiamo chiedere il reparto celere di Padova, dobbiamo chiamare gli artificieri, perché è stato voluto in un momento di terrorismo particolare questa nuova circolare di Minniti, persino per fare una gara ciclistica. Ma avete visto cosa ha dovuto fare il questore per organizzare il Giro d'Italia? L'abbiamo visto col Giro d'Italia, ma le garantisco che anche le manifestazioni molto più piccole dovranno subire questa cosa. Lì ci sono 2 poliziotti, perché se ne trovano uno che fa il monello, crack, invece noi, crack, e domani vai da Tito a rispondere, in questo caso. Poi magari faremo un programma dedicato proprio alla sicurezza e vi inviterò appunto nuovamente. Una chiusa finale da parte di Zanin, allora, sull'argomento sicurezza. Sì, due cose, guardi, direttore, rapidissimo. La prima è che giustamente siamo a favore sia in campo agricolo, sia in campo educativo, sia nel campo della sicurezza. E siamo ormai in un mondo dove le regole non possono essere così difformi, valgono per il calcio, non si capisce per chi siamo al campionato finito, no? Per cui possiamo fare riferimento, perché i professionisti della sicurezza non debbono avere regole condivise. Io annuncio però un tema che sotto traccia lei, direttore, si occupa con la cronaca costantemente di questi aspetti, un tema che si corre il rischio di porre come nuova agenda per le forze dell'ordine. Guardi che questa manovra securitaria, che rischia di portare in capo a molte persone l'idea che si potrà procedere con maggiore facilità a una giustizia autonoma, è una manovra che già vediamo dalle cronache degli Stati Uniti. Ne ho parlato a scuola in questi giorni con i ragazzi e loro sono spaventati, perché abbiamo visto le stragi in continuazione, cioè la disponibilità di armi da fuoco più facile rischia di diventare anche per le forze dell'ordine un problema di gestione tutt'altro che secondario. Certo, questo è un tema, sono d'accordo con te su questo punto. Attenzione, che magari andare in una casa a rubare sapendo che c'è il titolare che ha una pistola, che non è comunque capace al momento psicologico del fatto, può diventare anche dalla controparte che il ladro ti prende la pistola e ti spara. Magari se non avevi la pistola in casa non ti sparava neanche. Questo la vedo io, la vedo da operatore. Io dico in generale, questo la vedo da operatore, perché noi sappiamo chi ha le armi, ma il ladro non lo sa. Quindi se tu in quel momento a casa tua alle 3 del mattino, sì, ok, la legge stanno dicendo anche in queste 53 pagine c'è questo punto della legittima difesa, però io dico attenzione, perché se tutti abbiamo le armi in casa può essere anche controproducente. Io non sono per la liberalizzazione delle armi, la pistola, esatto, ti prende la pistola dalle mani. Non soltanto l'aumento della pericolosità, di fatti fuori controllo, perché basta che sia uno non sano e non stabile nella mente, diventa un far west, mentre le sentinelle della sicurezza sono gli operatori delle forze dell'ordine. Questo è il punto. Bene, chiudiamo qua, perché altrimenti il telegiornale qua va avanti. Bella, però dovremmo fare questa novità che avete a Telepordenone stasera. Ho dei tempi anche da rispettare. Grazie, siete veramente molto prolissi, ci vediamo sicuramente al prossimo appuntamento. Grazie a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia, ma anche grazie a Giorgio Zanin, onorevole del Partito Democratico. Con entrambi ci ritroveremo lunedì prossimo. Controlli per droga e alcol da parte dei carabinieri a Pordenone, non mancano le segnalazioni alla prefettura e aumenta anche il numero di patenti ritirate.